Titolo italiano dei pesi cruiser in palio, 5 anni e 29 giorni, di fronte ancora una volta Maurizio Lovaglio e Tore Erittu. Ecco l'ingresso di Maurizio Lovaglio alias The Angel, 37 anni, classe 1982, 38 incontri in carriera, 22 vinti, di cui 13 prima del limite, 16 sconfitte, 6 per KO, nessun pari. Arriva da Grugliasco. 5 anni fa mandò al tappeto dopo appena 23 secondi a Parma Tore Erittu, difendendo il suo titolo italiano. Quel titolo però appartiene ora Tore Erittu, lo ha conquistato lo scorso luglio a Balai contro D'Ortenzi e ora lo vuole difendere in quello che potrebbe essere l'ultimo incontro della sua carriera. Questo è l'ingresso a Sassari di Tore Erittu. Competition ain't no competition. Talking about competition ain't no competition. I'm in a magazine, you can get your issue. Pull up on your scene with 1,000 pistols. Fuck is my ransom, homie? Forse l'ingresso più spettacolare nella storia del pugilato in Sardegna, il più scenografico. Tore Erittu a Sassari, a pochi chilometri dalla sua Porto Torres, è qui per difendere il titolo italiano dei massimi leggeri. Centinaia di telefoni puntati su di lui per immortalare il momento. Organizzazione Insula Events ha curato tutto nei minimi dettagli, compresa questa scenografia, questo schermo mobile che saluta l'ingresso di Tore Erittu, accompagnato da Simone Maludroto, dai suoi tecnici. Atmosfera da grandissimo evento. Tutto il team Erittu a sostegno, la cintura tricolore già sul quadrato e in palio Maurizio Lovaglio assiste. 5 anni e 29 giorni, tanto è passato dall'ultima volta in cui questi due vecchi leoni del ring hanno incrociato i guantoni in un match ufficiale, ma si sono allenati assieme nei mesi scorsi, si conoscono a memoria e forse ancor più per questo motivo la battaglia che sta per iniziare ha un sapore intrigante. 33 incontri in carriera, 30 vinti, di cui 10 prima del limite, 3 sconfitte, nessun pari. Che vale appunto il titolo italiano dei massimi leggeri. Dopo 5 anni e 29 giorni ritorna Sedei of Brothers, il giorno della rivincita. Iniziamo con l'angolo rosso,
al peso di chilogrammi 88. Questa è la presentazione 37 anni. di Maurizio Lovaglio, abbiamo detto 37 anni, 182 cm di altezza, 10 in meno rispetto Campione italiano ai Rittu, pesi massimi leggeri. che potrà sfruttare Campione del titolo dell'Unione Europea. su a lungo. Ha combattuto per il titolo intercontinentale Cruiser IBF, combatte per la colonia Graziano Lorevi, assistito all'angolo dai maestri D'Antona Pietro e Pasqualino Antonio Giannolino, Maurizio Lovaglio. Esordio da pro nel 2006, Al peso di chilogrammi 90 e 300, 38. vi racconteremo nel dettaglio il percorso professionistico di Lovaglio. Prima godiamoci l'introduzione di Ettore Rittu. Già campione italiano professionisti massimi leggeri nel 2009, già campione del titolo internazionale del Mediterraneo nel 2010, ancora campione italiano dei pesi massimi nel 2015 e ancora campione italiano dei massimi leggeri nel 2018. Combatte per la OPC 82 Milano della famiglia Kerchi, assistito all'angolo dai maestri l'ex campione europeo professionisti pesivano Simone Mandrottu e Manuel Mavas, unitamente Gino Pellegrino e Vadino Mura, da Porto Torres, Salvatore Rittu. E adesso, cortesemente, un po' di attenzione, siamo pronti per l'inno nazionale E ora italiano in onore ai due competenti. cintura tricolore in palio, c'è l'esecuzione dell'inno di Mameli. Questo è l'urlo di Sassari per Ettore Rittu, che è esordito da pro il 20 aprile del 2007 a Porto Torres, vincendo per KO tecnico imbattuto, pensate, nei primi 21 incontri da professionista. Prima sconfitta che è arrivata ad Arzachena nel 2011, quando diede l'assalto al titolo international IBF per KO tecnico contro Julian Ilie. La seconda sconfitta è quella celeberrima 2014 a Parma contro Lovaglio dopo 23 secondi. Nel 2015 quindi la grande vittoria contro Tujak e la conquista del titolo italiano dei cruiser a Brescia in questo caso. Quindi nel 2016 la sconfitta sempre a Brescia contro Franz Rill in occasione dell'assalto ancora una volta del titolo international IBF, e poi 7 luglio 2018 a Balai il ritorno con la cintura tricolore sulla vita, la vittoria ai punti su D'Ortenzi. Dall'altra parte c'è Maurizio Lovaglio, che ha avuto anche lui un percorso lungo, fatto di grandi sacrifici, esordito da pro nel 2006, nel 2008 il primo assalto fallito al titolo italiano dei massimi leggeri, nel 2010 ancora un assalto fallito, stavolta al titolo del Mediterraneo contro Vigan Mustafa a Toscolano Maderno. Quindi ancora, intanto inizia la prima ripresa delle 10 in programma. Dicevamo di Lovaglio a Grugliasco in casa nel 2012, la vittoria nel titolo del Mediterraneo contro Semerdiev, il bulgaro. Poi nel 2014 la vittoria del titolo
contro Leonardo Bruzzese, titolo poi difeso il 28 febbraio sempre del 2014 contro Tore Rittu. Di recente nel 2018 ha perso l'assalto sempre a questa cintura contro Simone Federici. Età avanza anche per l'Ovaglio, 37 anni, classe 82, 38 anni per Tore Rittu. Prime fasi di studio del match. In quel caso, parliamo sempre del match del 2014, si iniziò subito a spront battuto, scambi a viso aperto, e Rittu accusò il gancio sinistro terribile sul mento di Lovaglio. Questa volta tutt'altra impostazione, nessun colpo nei primi secondi del match, tanta tattica, tanto studio. Prova ad avanzare con il sinistro, qui Lovaglio, prime schermaglie, più che altro ripetiamo di studio. Ancora il sinistro in precedenza di Rittu, che finta, il pubblico incoraggia Rittu, avanza col sinistro anche Lovaglio. I due si sono allenati lungamente assieme, si rispettano tantissimo. Nonostante quel precedente doloroso, Rittu ci ha detto, ci ho pensato tante volte nel corso di questi 5 anni, ma per me è stata anche la molla per reagire, per tornare subito protagonista. Rispetto a quel 2014 si invertono i ruoli, intanto è terminata la prima ripresa, direi assolutamente interlocutoria, senza colpi di rilievo né da una parte né dall'altra. Dicevamo, rispetto a quel 2014 sono cambiati i ruoli, ora sono invertiti, il campione è Rittu e lo sfidante è Maurizio Lovaglio. Molto umile nelle sue dichiarazioni, Lovaglio ha detto quello in realtà non fu un incontro, voglio affrontare Tore in un match vero. C'è anche il Catman Tarantini all'angolo di Tore Rittu, mentre a Simone Maludrottu, con tutta la squadra del boxing team Rittu da Gymnasium Sassari a supporto. Tutto pronto per l'inizio della seconda ripresa. Si parte. Le finte di Rittu, il sinistro risponde Lovaglio. Ancora un match che si muove su ritmi blandi, ma ripetiamo era abbondantemente nelle attese.
Si muove sui piedi Erittu, ha provato ad avanzare Lovaglio con il sinistro, non è riuscito a toccare. Attenzione al destro di Lovaglio, provato a toccare prima Erittu, pericoloso comunque Lovaglio anche con il gancio destro, dovrà stare attento Erittu. Stavolta ha toccato invece con il destro Erittu. Cerca di combattere un match a corto contro un avversario esperto praticamente quanto lui. Lovaglio che è in possesso di colpi pesanti e dunque nel caso di rischiare intanto la prima accelerazione di Erittu, a segno con il destro. Si accende il pubblico dello spazio promocamera di Sassari per questo primo sussulto di Erittu. Dicevamo di Lovaglio, 13 vittorie prima del limite in carriera. Colpi pesanti per lui. Termina il secondo round, Erittu agli occhi della tigre si carica guardando i suoi tifosi. Mi ha provato ed è riuscito a mio giudizio a chiudere in crescendo questo secondo round. Ed eccolo immediatamente sotto le cure di Tarantini, di Simone Maludrottu. Dall'altra parte grande calma attorno all'angolo di Maurizio Lovaglio, il maestro Pasqualino. Pugile di grande maturità, anche lui. Inizia la terza ripresa intanto. Titolo italiano in palio. Lo difende Ettore Erittu dall'assalto di Maurizio Lovaglio. Le finte di Erittu con il sinistro, Lovaglio pronto all'azione dall'altra parte. Attenzione al sinistro di Lovaglio, provato a entrare nella guardia di Erittu. Dall'altra parte Erittu ha cercato di caricare il destro. Ancora il destro di Ettore Erittu, avanza con il sinistro invece Lovaglio, molto accorti, attenti i due, non vogliono lasciare strada libera. Buono questo destro di Erittu. Ha provato a entrare avanzando con il sinistro, ancora Lovaglio, ha chiuso il varco però Erittu si è fatto trovare pronto, si muove sul tronco Erittu, ancora Lovaglio che cerca di affondare con il sinistro. Ancora il destro di Erittu, a segno il pugile di Porto Torres. Fulmineo il gancio destro che accende ancora una volta il pubblico.
Ancora il destro, il diretto ben piazzato, non particolarmente forte, ma ha toccato Irittu anche qui. Si è spianato la strada per il diretto destro, usando sapientemente il sinistro. Ancora il destro e ha piegato le ginocchia Lovaglio, contato Lovaglio, il destro terrificante, stavolta lo ha messo Tore Irittu. Continua Lovaglio, primo colpo di scena in chiusura di terza ripresa, il destro potentissimo di Tore Irittu ha piegato le ginocchia Lovaglio, contato a 8. E si riscalda anche l'atmosfera qui allo spazio promo camera di Sassari. Tore Irittu, che già si era lasciato preferire, a mio giudizio, nel corso della seconda ripresa, ha legittimato questo vantaggio nel corso della terza, provocando un conteggio. Lovaglio ha avuto qualche secondo di smarrimento, poi da pugile di esperienza qual è, ha recuperato e ora è pronto per riprendere la sua battaglia, ma Irittu ha un vantaggio notevole a questo punto anche dal punto di vista psicologico. Vedremo come Lovaglio cercherà di colmare questo gap. Destro di Irittu che è sembrato insidioso per Lovaglio fin dalle primissime battute di questo match, e con il destro Irittu è andato non lontano da chiuderla prima del limite. Il match è ancora lungo, 10 le riprese in programma. C'è un titolo italiano da difendere per, chissà, forse chiudere nel miglior modo possibile una carriera fatta quasi esclusivamente di soddisfazioni. Lovaglio non ci sta, qui il colpo sulla nuca, però c'è il richiamo anche per Irittu, scambio di scorrettezze, ma si tratta di due pugili correttissimi. La battaglia è già ripresa. Lovaglio vuole subito rifarsi, sembra aver amministrato quel momento di sbandamento non da poco peraltro. Ora quasi punto nell'orgoglio, vuole avanzare, attenzione al suo sinistro, bravo muovere il tronco tempestivamente Irittu, schivare i colpi, ancora il sinistro a segno però di Lovaglio. Avanza ancora col sinistro Lovaglio, pure in questo caso a sua volta Irittu diretto sinistro aveva cercato di centrare il bersaglio, qui si abbassa e poi ancora il colpo quando l'avversario è di spalle, dunque l'arbitro deve intervenire ancora una volta. Prova a entrare dentro nuovamente Lovaglio, si sposta Irittu, molto accorto Irittu, sa di non poter rischiare nulla. Lovaglio a mani pesanti, forse le ha ancora di più ora. È stato punto nell'orgoglio, contato in chiusura di terzo round. Ora giochi anche psicologici tra i due. Finisce la quarta ripresa, questa decisamente più equilibrata. Tore Irittu si è aggiudicato, ripetiamo, un vantaggio psicologico, oltre che di cartellino non da poco nel corso del terzo round. Vantaggio che si è dimostrato in grado di gestire nel corso di questa ultima quarta ripresa, delicata perché
Ci attendevamo tutti una reazione veemente di Maurizio Lovaglio, che in effetti ha provato in più circostanze ad agire soprattutto con il sinistro, insidioso per Erittu, molto rapido nelle sue esecuzioni. Maurizio Lovaglio, abbiamo visto anche qualche reciproco scambio di scorrettezze tra virgolette, nulla di che, insomma. C'è anche ovviamente grande tensione, anche al tempo stesso grande sportività tra due pugili che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, prima di tutto si rispettano a vicenda, che si sono allenati insieme e hanno condiviso una parte del proprio percorso pugilistico. Quinto round in corso. Avanza Lovaglio, sempre portando avanti il sinistro. Buona la schivata di Erittu, che però poi non riesce a rientrare con il destro. Sembrava essere quella la sua intenzione. Ancora Erittu, molto bravo in questa fase a leggere i movimenti di Lovaglio. In ultima circostanza lo ha punito con il sinistro, ancora tocca prima col sinistro poi con il destro Erittu. Lovaglio che deve rischiare qualcosa, contato alla terza ripresa. Erittu sa come approfittarne. Sinistro però diretto. Buon assegno per Maurizio Lovaglio. Interruzione del tempo, c'è una scarpa slacciata semplicemente per Erittu. Tanta tensione anche qua a bordo ring, tanti componenti del team Erittu che guardano in religioso silenzio. Destro ancora di Erittu. Ancora Erittu a segno. Attenzione però al sinistro di Lovaglio. Il canovaccio è noto, Lovaglio deve rischiare qualcosa. Erittu sa come approfittarne. Ancora il jab di Lovaglio, qui si sposta Erittu, attenzione poi al destro da corta distanza, che però non fa male in questo caso per Lovaglio. Ha provato a caricare il gancio destro Erittu, non è andato a segno. Poteva essere però un'altra buona occasione. Attenzione ancora all'uso sapiente del sinistro di Lovaglio. Buona quinta ripresa tutto sommato anche per il pugile di Grugliasco, che è riuscito nel compito non semplice di riprendersi subito dopo il conteggio subito in chiusura di terzo round. Erittu che sta conducendo un incontro di grande intelligenza fino a questo momento, rischiato direi quasi nulla contro un Lovaglio che sta provando a recuperare con coraggio. Erittu che deve prestare attenzione al sinistro del rivale. La sesta ripresa. Sesta ripresa.
Attenzione a questo nuovo assalto di Lovaglio, colpito col montante da Irittu, ancora Irittu con il destro, si accende la bagarre. L'assalto di Lovaglio respinto con gli interessi da Irittu, che ha piazzato anche un bel montante destro, entrato pulito a segno. Incontro che si riaccende nel corso della sesta ripresa, tifo assordante nello spazio promocamera, sinistro e destro per Irittu. E ora vediamo se parte un nuovo assalto. Prova a entrare qui col sinistro Tore Irittu. A vuoto Lovaglio. Sanguina leggermente sul naso Lovaglio. Sono gli effetti del montante di Irittu andato a segno nel corso di questa sesta ripresa. Lamentele dall'angolo di Lovaglio. Lovaglio che ora appare un po' più accorto nei suoi assalti, sa che rischia grosso perché Irittu è sempre pronto ad agire di rimessa. Subito il sinistro però e Lovaglio a questo colpo molto rapido. Mentre è terminata anche la sesta ripresa e c'è un leggero sanguinamento anche, pare, dalla nostra postazione, all'arcata sopraccigliare sinistra per Irittu. Osserviamo in lontananza una situazione che sembra gestibile. Il cutman Angelo Tarantini se ne sta occupando. Ora abbiamo una visuale un po' più chiara sull'angolo blu e ci sembra tutto sommato gestibile questa ferita. Ripetiamo, l'arcata sopraccigliare sinistra che non andrà però trascurata. È la settima ripresa. Settima ripresa. C'è bisogno ancora di un intervento dell'arbitro. Chiede Irittu di non abbassare la testa. Riprende il sanguinamento. Siamo anzi all'altezza dello zigomo sinistro di Irittu. Destro ancora. A segno ancora una volta Irittu con il destro. Colpo di difficilissima lettura per Lovaglio e poi ancora scambio durissimo
Le fiammate di Erittu sempre affidate al destro pesante e rapido che si fa sentire. Mi lega Lovaglio in precedenza, ancora una volta sul destro di Erittu, ha accusato un momento di smarrimento su avanzate con il sinistro, sono sempre però insidiose. Segnati sul volto entrambi i pugili, una dura battaglia. Incontro molto spezzettato in questa settima ripresa. Può valere anche il mestiere, ovviamente. Erittu che sa anche di avere del vantaggio da gestire a questo punto. Ed è terminata anche la settima ripresa. Questo incontro valido per il titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Almeno in 3 circostanze Erittu ha infiammato la folla con il suo destro, messo in difficoltà Lovaglio, contato nel corso del terzo round. Lovaglio e poi alla distanza ha capito di forse esporsi un po' troppo con i suoi assalti per cercare di recuperare quella situazione. Ora sta combattendo un match che pare un po' più accorto. Il suo sinistro è in grado di far male. Ce ne siamo accorti in queste prime 7 riprese. Ora inizia l'8ª. Ci avevano promesso battaglia. Erittu e Lovaglio stanno mantenendo fede in pieno alla loro promessa. Bellissimo match fino a questo momento. Ancora l'intervento dell'arbitro. Lovaglio che prova ad avanzare, bloccato qui da Erittu che lega sinistro di Erittu, che ha toccato per primo qui. Ancora il pubblico che becca Lovaglio per questa scorrettezza. C'è il richiamo dell'arbitro, arbitro però beccato poi anche dall'angolo, maestro Pasqualino. Incontro che va avanti.
cercato il sinistro al corpo Lovaglio, combatte pochissimo in questa fase. Un grande fermento all'angolo di Lovaglio, che si lancia con l'assalto affidandosi nuovamente al sinistro. È arrivato il destro poi di Lovaglio proprio in chiusura di ottavo round. Molto matura la gestione di Erittu, anche nel corso di questa ottava ripresa. Erittu che anche ieri in sede di conferenza stampa ha preannunciato l'addio alle scene, anche se ha lasciato nuovamente aperta una porticina. Ho detto prima pensiamo a vincere questo incontro e poi vedremo cosa sarà. Certo è, ha detto, non voglio sottrarre tempo agli affetti, alla famiglia. Ha già dato tanto al pugilato professionistico. Nona ripresa. Attenzione anche a Lovaglio che prova a entrare col sinistro. Erittu poi prova ad approfittare di questa bagarre. Ancora l'arbitro va con il richiamo volante. Lovaglio che si era girato, nessuna malizia in questo colpo. Arrivato, ripetiamo, sulla nuca, senza peraltro creare alcun tipo di scompenso a Lovaglio. Però non ci sta, lo avete visto. Applauso senz'altro al grande coraggio dimostrato su questo ring. Non è semplice andare a contendere un titolo lontano da casa, queste condizioni. Anche se Lovaglio si è detto non preoccupato del fattore ambientale, abituato a contendere titoli in casa dei suoi avversari, sa che in queste condizioni ovviamente deve dimostrare sempre qualcosa in più. Così è sempre stato nella storia del pugilato. Indietreggia qui Erittu, controlla l'avanzata di Lovaglio, tiene a debita distanza. È andato a dire qualcosa a Lovaglio. Ancora tutti i tifosi di Erittu a farsi sentire. Termina qui la nona ripresa. Pure qui c'è stata, a mio giudizio, gestione corretta di Erittu in occasione degli assalti di Lovaglio continui
coraggiosi, hanno tenuti abbastanza sotto controllo. Così come è stata tenuta sotto controllo anche la ferita di cui abbiamo parlato. Confermiamo l'arcata sopraccigliare sinistra, poteva creare qualche grattacapo. Mentre siamo pronti a vivere la 10ª e ultima ripresa, i tifosi chiedono un ultimo sforzo a Irittu, potrebbe essere l'ultimo round della sua carriera, e vuole salutare la scena con la cintura tricolore dei massimi leggeri ancora ben salda in vita. Irittu deve stringere i denti per altri 3 minuti. Ancora Irittu che controlla, vuoto Lovaglio con il destro, nuova interruzione brevissima da parte dell'arbitro. Sinistro di Irittu, ha provato qui a toccare sul mento. Fa capolino la stanchezza anche per Lovaglio. Destro di Irittu, è arrivato a destinazione ancora una volta. Vuole difendere con le unghie e con i denti questa cintura. Irittu, attenzione, sempre a sinistro Lovaglio, molto temibile. Ci vuole sangue freddo ora per il pugile di Porto Torres. Il mestiere di Irittu per condurre in porto quello che sarebbe un altro straordinario risultato. Sta terminando anche la 10ª ripresa. Il tutto per tutto di Lovaglio. Finisce qui, esulta Irittu, tutti in piedi allo spazio promocamera di Sassari. Tutto il team Irittu sul ring. Il saluto al pubblico, perché è stato un grande match da leone del ring. Irittu ha fatto piegare le ginocchia a Lovaglio nel corso della 3ª ripresa e poi ha amministrato il vantaggio nel corso delle successive riprese, utilizzando nel migliore dei modi il destro per mettere ancora in difficoltà più volte un coraggiosissimo Lovaglio dal canto suo, è affidato a un sinistro spesso e volentieri chirurgico, che però non può bastare per strappar via la cintura tricolore dei massimi leggeri a Tore Irittu. Saluta e ringrazia il suo valoroso avversario, merita un applauso anche Lovaglio perché ha combattuto
Un match di grande coraggio. Sembra essere tutto pronto per la festa. Deve svestire i guantoni Lovaglio. Compilati i cartellini, si attende solo il verdetto, l'abbraccio tra Irittu e Lovaglio a degna conclusione di questo bellissimo match. Entrambi vanno a raccogliere l'applauso meritato, caloroso di questo straordinario pubblico. Da tempo in Sardegna non si vedeva tanta partecipazione di pubblico, merito di chi ha saputo allestire questa riunione. Insula Events con Gian Stefano Murru, il boxing team Irittu. Non dimentichiamo infatti anche un ottimo sottoclub, match pro, match dilettantistici, tutti di ottimo livello. E ora siamo pronti per il verdetto. In favore di telecamera. E allora ci siamo. Mentre il ring announcer Angelo Di Fraia si appresta a leggere i cartellini, tutto il pubblico qui attende soltanto di vedere il braccio destro alzato di Tore Irittu. Si tratterebbe della 31esima vittoria in 34 incontri, un ruolino di marcia impressionante per un grande campione espresso dalla tradizione sarda della box. Ma in questa riunione abbiamo visto anche le nuove leve che sono assolutamente all'altezza. E allora ci siamo con l'ingresso sul ring di Angelo Di Fraia e ascoltiamo assieme la lettura del verdetto. Leggere il verdetto da parte dei giudici di gara. Il verdetto è split decision. Decisione non unanime. Dei punteggi. Giudice Rozza Irittu punti 97, Lovaglio punti 93. 97-93 per Irittu. Primo giudice. Cardullo. Giudice Cardullo. Irittu punti 95, Lovaglio punti 94. 95-94 Irittu. Manoglia, Irittu punti 94, Lovaglio punti 95. E allora, Con questo punteggio, nonostante il disappunto del maestro, si conferma campione italiano. vince e si conferma campione italiano dei pesi massimi leggeri Salvatore Irittu. Ripetiamo, split decision dopo un match intenso, durissimo contro grande avversario. Maestro Pasqualino, l'angolo di Lovaglio non ci sta proprio. E ora Irittu verrà portato in trionfo a 38 anni, è riuscito nell'impresa di chiudere il cerchio, ha cancellato, esorcizzato i fantasmi che portavano il nome di Maurizio Lovaglio, lo aveva atterrato dopo soli 23 secondi nel match di 5 anni e 29 giorni fa. Possiamo farli oggi, domani, dopo c'è una piccola cosa da dire. Sicuramente, qua mi ci metto anch'io perché questo successo Tore lo ha seguito col cuore, con la testa, col coraggio e con tutto il bagaglio suo tecnico per conseguire questo successo. Però Tore Irittu, complimenti, provato dalla durissima battaglia perché è stato un grande match contro
un grande avversario, però è stata la giusta chiusura del cerchio, come hai detto tu poco fa. Assolutamente sì, dopo il match con Dorotesi la prima cosa che ho detto è: e adesso andiamo a prenderci l'ovaglio. Volevo questo match, volevo sfidare lui, è stata una dura battaglia, sapevo che era un avversario duro, non ho voluto prendermi rischi, ho voluto combattere con la testa e con il cuore. È stata una battaglia dura, però penso di aver meritato la vittoria. Ho visto 2 volte che potevo chiudere il match, ma non ho voluto rischiare niente, mi era bastato il primo errore, quindi per me è la vittoria. Ho chiuso un cerchio e adesso ne inizieremo uno nuovo. Il tuo destro tante volte ha messo in difficoltà l'Ovaglio, nella terza ripresa gli hai fatto piegare le ginocchia, cosa hai pensato in quel momento? Ho pensato che potevo chiudere il match, però ho pensato anche che quando arriva è come un gatto morto, arriva come un felino, colpisce e fa male. Non ti nascondo che qualche volta è arrivato a segno e ho stretto i denti, però questo è il fascino della box. Non volevo un match scontato, volevo regalare uno spettacolo, una serata indimenticabile, e questo è quello che è stato. Hai ringraziato 2 persone speciali poco fa, sono state le prime citazioni che hai fatto appena terminato l'incontro. Una di queste 2 persone era al tuo angolo 5 anni fa, le vuoi citare nuovamente? Assolutamente sì, Maurizio e Alberto sono 2 persone che hanno forgiato prima l'uomo e poi il pugile. Oggi se sono l'uomo e sono arrivato a questo risultato è anche grazie a lui. Poi adesso l'aiuto di Simone e tutti i gruppi sono stati fondamentali per darmi gli stimoli, però per me è stata una grande battaglia e sono orgoglioso di aver fatto questo grande, per me vale come un mondiale questa vittoria. La porticina la lasciamo aperta oppure è davvero la chiusura del cerchio? No, è la chiusura del cerchio, assolutamente la porticina è chiusa. Voglio godermi mia figlia che è nell'età più bella, la mia famiglia, la mia compagna, tutte le persone che mi stanno vicini, e specialmente i miei affetti, i miei amici che non ho mai tempo per condividere tempo. La box per me continua, ma sotto un'altra forma.